Buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio di Pillole di Innovazione Digitale, i video tutorial realizzati da Confagricoltura Padova nell'ambito del progetto Punto Impresa Digitale, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova. Nel video di oggi parleremo degli strumenti digitali per il dialogo tra le imprese e la pubblica amministrazione. Nello specifico parleremo di posta elettronica certificata, firma digitale e identità digitale. Per farlo diamo la parola alla collega Lisa Bergamasco. Che cos'è la posta elettronica certificata? La posta elettronica certificata è un tipo particolare di posta elettronica che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo così la prova dell'invio e della consegna. Pur essendo una peculiarità italiana, dal 2018 sono in corso attività governative per rendere la PEC conforme allo standard dell'Unione Europea. Per usufruire del servizio si deve disporre di una casellina PEC presso uno dei gestori autorizzati. Noi, come Confagricoltura Padova, possiamo aprire, rinnovare e gestire la tua posta elettronica certificata tramite InfoCert. Il servizio PEC, infatti, per sua natura stessa mostra una serie di vantaggi rispetto alla raccomandata con avviso di ricevimento e all'ordinario atto giudiziario. Principalmente ogni formato digitale può essere inviato tramite posta elettronica certificata. I messaggi possono essere consultati da ogni computer o da uno smartphone connesso alla rete internet. Vi faccio vedere un esempio di quando vado ad aprire la mia posta elettronica certificata. Allora, noi entriamo tramite Firefox e questo è il sito dal quale io devo entrare e mettere il mio login. Ecco qui, nel mio caso uso questo. Dal login passo alla password. Nel mio caso la salvo. Ecco qui. E sono all'interno della posta elettronica certificata, la mia casellina. Come vedete è molto simile alla mail normale. Vado a comporre un messaggio tipo, quindi nuovo messaggio, e qui per esempio scrivo la nostra che è Confagricoltura Padova @legalai.it, metto il mio oggetto che può essere invio documentazione prova, qui metto il mio testo, ovviamente andrò a mettere le firme e poi vado a mettere gli allegati che possono essere un Word, un Excel o un PDF. Io consiglio sempre un PDF, che così sappiamo che non è modificabile. Facciamo questo, al che posso procedere all'invio. Se invece voglio aspettare, non sono corretta né dell'allegato oppure devo fare delle modifiche, posso mettere salva. So che questa PEC mi andrà nelle bozze, quindi posso andarla a riprendere in un secondo momento. A questo punto do invia. La mia PEC sarà così qui nelle spedite e io posso tranquillamente stamparmi la ricevuta. Dopodiché, per la venuta consegna, avrò l'accettazione e la consegna. La consegna ci sarà solo nel momento in cui invio da PEC a PEC. Nel momento in cui invece invio dalla mia PEC a un indirizzo non certificato, non arriverà mai la consegna. Posso anche personalizzare la mia casellina entrando sulle impostazioni e mettendo le notifiche SMS, quindi di ogni giorno a una determinata ora, nel mio numero di cellulare arriverà, nel caso in cui arrivi una PEC nuova, mi arriverà l'avviso che c'è un nuovo messaggio da controllare.
Oppure posso mettere un filtro. Nel caso in cui arrivi una PEC, posso essere avvisata, mi arriva nella mia posta elettronica normale, mi arriva l'avviso mi arriva copia della PEC che ho ricevuto. Posso altresì personalizzare, scusate, con questa schermata qua, sull'omino, account, posso in qualsiasi momento cambiare la mia password. Si consegna sempre un carattere alfanumerico con caratteri maiuscoli, minuscoli, numeri e magari caratteri speciali tipo un punto di domanda, un punto esclamativo. E sono sempre 8, guardate, 3, 6, 7, 8. Di solito sono 8, sempre preferibile non associato a il nome utente o date di nascita. A questo punto do esci, e questo è per quanto riguarda la posta elettronica certificata. Da 1 anno e mezzo ormai Confagricoltura Padova è anche uno sportello distaccato della Camera di Commercio. Se venite qui presso i nostri uffici, preferibilmente su appuntamento, vi possiamo fornire la firma digitale. E la firma digitale, per la firma digitale potete scegliere 2 dispositivi. Allora, questa è la smart card, una sorta di carta come quella del codice fiscale, la quale dovete necessariamente munirvi di un lettore da collegare al PC. Questa invece è una Digital DNA, una chiavetta da mettere sia nel computer sia abbinabile tramite la tecnologia Bluetooth al telefonino o al tablet. Quindi semplicemente tenendo la chiavetta su on potete firmare qualsiasi documento sia su tablet sia su smartphone. Facciamo che cosa ci garantisce la firma digitale? Ci garantisce autenticità, cioè che ci sia la corrispondenza fra la firma apposta e la persona che dichiara di esserne l'autore. Integrità. Dopo che è stata apposta la firma, il documento non è assolutamente più alterabile in nessuna parte. Ha validità legale e dal punto di vista legale, quindi il documento è valido, esattamente come se ci fosse stata messa una firma. Vi faccio vedere un esempio di firmare digitalmente un documento. Allora, inserisco la mia chiavetta nella porta del mio PC e attendo che qui in basso a destra mi vengano fuori carico le identità digitali. In questo momento non mi viene perché l'ho inserita ancora stamattina. A questo punto entro in quest'app qua, scusate, in questa icona qua che è Infocamere firma DNG. Vedete che mi si apre questa barra, do firma, prendo il documento da firmare, sempre preferibile un PDF, quindi lo allego, oppure posso direttamente trascinarlo sopra l'icona di firma. A questo punto lui mi sta riconoscendo, quindi vede che sono io che firmo, inserisco il mio PIN personale, che è 5 numeri che dovrebbero essermi stati consegnati o in via cartacea quando c'erano le CNS, oppure tramite la CNS virtuale che viene adatta adesso, quindi dovrei cercarle fra le mail che mi ha inviato il mio ente. Quindi qui non metto niente, non flaggo niente, metto tipologia di firma busta crittografica P7M, di nuovo non metto nessun flag, vado avanti, dichiaro di aver preso visione del documento, lui sta elaborando il mio file e a questo punto vedete con un bel flag verde l'operazione è conclusa. A questo punto nella stessa cartella dove avevo il file originario mi ha creato un file P7M che se io vado a aprire lui mi riconosce che è stato firmato, vedete, da Bergamasco Lisa.
A completare quindi la mia identità digitale arriva lo SPID. Che cos'è? Lo SPID è il sistema di autenticazione che permette ai cittadini e anche alle imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e anche dei soggetti privati aderenti con un'unica identità digitale. L'identità SPID è costituita da un nome utente e da una password che è utilizzabile sia su computer sia su tablet che su smartphone. Noi come Confagricoltura Padova la abbiniamo gratuitamente anche alla firma digitale per il famosissimo, per la famosissima autenticazione a 2 fattori. Cosa mi serve per avere lo SPID? La carta d'identità in corso di validità, la tessera sanitaria sempre in corso di validità e dopodiché devo scegliere un mio nome utente e una password. A questo punto noi rilasceremo lo SPID attraverso il sito di Aruba. Che cosa mi serve? Mi serve anche avere a portata di mano il mio smartphone dove io vi chiederò i codici per autenticare sia la mail sia il numero di cellulare e non per ultimo dovete poi scaricare l'app Aruba OTP. Allora, vi faccio un esempio di dove posso usare e vedere se mi funziona lo SPID. Vado nel fascicolo sanitario Veneto, quindi vado nel sito della sanità chilometro zero fascicolo. A questo punto lui mi dice, benvenuto in sanità chilometri zero. Do accedi. A questo punto entro con il mio SPID. Il mio SPID è Aruba. Quindi vi faccio un esempio, qui metto il mio nome, è un nome utente che avevo scelto io e che ognuno può scegliere nel momento in cui si va a rilasciare lo SPID. Poi metto la password, a questo punto lui mi dice entra con OTP, vabbè, adesso qua mi dà errore. Comunque a questo punto io do il codice OTP che mi viene fuori in automatico nel sito di Aruba.